Benvenuti in Veneto Globe. Carmen Morandin vi augura una buona giornata. Oggi, per la rubrica Incontro con, parleremo di imprese artigiane. Abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi la signora Celot Maria Rosa. Buongiorno signora Celot. Buongiorno. La signora Celot è responsabile amministrazione del personale dei dipendenti delle aziende associate alla Confartigianato di Conegliano. Signora Celot, parliamo come ci si può associare ad un'associazione di categoria? Certamente. Allora, innanzitutto, prima di potersi associare a un'associazione di categoria, si deve essere comunque un'attività artigiana. L'attività artigianale è disciplinata dalla legge 443 del 1985, che ne definisce le linee guida a livello nazionale, delegando poi alle regioni l'emanazione delle norme specifiche. Con il termine di artigiano si definisce colui che esercita professionalmente in qualità di titolare dell'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità sia dei rischi e degli oneri inerenti alla sua direzione e alla sua gestione. Viene considerata comunque azienda artigiana qualsiasi impresa esercitata professionalmente dall'artigiano che abbia lo scopo della produzione dei beni e dei servizi e la prestazione anche di questi. Quindi poi quando ci si può considerare un'attività artigiana? Sì, i requisiti sono sempre elencati dalla legge 443, ad eccezione per alcuni settori, nel particolare posso dirvi quelli degli autotrasportatori, quelli dell'installazione degli impianti, della servizi alla persona, delle imprese di polizie, che ci sono delle leggi regionali, dei decreti ministeriali che hanno emanato delle norme nello specifico determinate delle credenziali tecnico-professionali che in mancanza di queste non si può esercitare. Nel caso di un'attività venga esercitata anche sotto forma societaria, la legge quadro lo dice chiaramente, la maggioranza di soci deve prestare opera manuale all'interno di questa. Parliamo di società quali società di persone, società in accomandita semplice, consorzi, società consortili, SRL unipersonali oppure anche pluripersonali. In un'azienda artigiana ci si può avvalere anche di collaboratori dipendenti e anche qui ci sono dei limiti che sono denotati dal tipo di ciclo di produzione, cioè come avviene lo svolgimento della lavorazione artigiana. Si parla di lavorazioni in serie e non in serie. Con la lavorazione in serie abbiamo la possibilità di avere 9 addetti al massimo con 5 apprendisti, mentre quella non in serie, la tradizionale, abbiamo la possibilità di avere i 18 addetti. Poi abbiamo quelle artistiche che purtroppo ormai stanno scomparendo, abbiamo addirittura 32 addetti. Poi per l'edilizia e per l'autotrasportatore abbiamo ulteriori limiti. Per i trasporti abbiamo 8 dipendenti, per l'edilizia 10. Se una o più persone hanno intenzione di iniziare un'attività artigianale, dove e a chi si possono rivolgere? Beh, lei mi fa una domanda scontata, una risposta scontata da noi, dalla Confartigianato, perché Ovvio. noi siamo ben lieti di guidarli e di consigliarli in tutto l'iter procedurale e amministrativo. Noi della Confartigianato siamo presenti nel territorio con ben 50 operatori addetti. Abbiamo, oltre alla sede centrale di Conegliano, altre 4 unità periferiche, 4 uffici periferici, una a Ponte della Priula, una a Pieve di Soligo, a Gaiarine e a Godega Sant'Urbano. Siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze del mondo artigiano con i servizi tradizionali quali le paghe, la contabilità, il credito assicurativo, la contrattualistica e i rapporti sindacali e anche quelli più emergenti che sono la sicurezza nell'ambiente del lavoro e la medicina del lavoro. Le nostre, tra l'altro, le prime consulenze che noi diamo in Confartigianato sono gratuite perché tra i nostri collaboratori ci sono dei professionisti qualificati che possono aiutare le persone a stendere le basi per realizzare un progetto quale un inizio di attività. E visto che io e lei siamo donne,
per le donne ci sono delle agevolazioni particolari nel settore artigiano? Sì, sì, ci sono delle agevolazioni particolari e naturalmente come la prerogativa è quella di essere in presenza di un'attività i cui soci o comunque i titolari siano donne e nella società la maggioranza sia rappresentata da quote rosa. In questo caso abbiamo la possibilità di avere dei finanziamenti agevolati qualora si volesse investire con una spesa dai 20.000 ai 100.000 euro, sia per un'attività nuova che per un'attività già esistente, e questo prestito agevolato, il 15% è a fondo perduto, l'85%, metà di questo è a tasso agevolato e il resto a tasso zero. Però, ripeto, la prerogativa è che la maggioranza dei soci sia donna. Benissimo, non ci sono limiti di età? Presumo? No, non ci sono limiti di età, benissimo, solo essere donna. Ok. E adesso ci racconti un po' a grandi linee la storia e l'attualità della Confartigianato Conegliano. Beh, il Confartigianato Conegliano ha una lunga storia. Noi siamo presenti nel territorio del Coneglianese già dal 1948, una storia alimentata da esigenze mutevoli. Inizialmente la volontà era di alcuni di avere una rappresentanza politico-sindacale nell'ambito delle istituzioni locali. Poi successivamente ha preso piede i servizi tradizionali, ma poi la grossa riforma, il grosso impulso che ha dato la nostra Confartigianato, all'epoca autonoma artigiani, è stata la riforma del 1973, la riforma tributaria e fiscale, che quindi ha creato delle ulteriori esigenze di servizi e quindi ha dato sviluppo. Quindi abbiamo avuto ulteriori associati. Adesso come adesso siamo tra l'altro 1500 iscritti nella nostra associazione diciamo territoriale di Conegliano, 1500 iscritti che per statuto non sono solo artigiani ma sono anche quelli piccole e medie imprese che contano fino a 50 addetti. Tra le categorie del settore artigiano abbiamo tutti i settori merceologici, dal metalmeccanico all'alimentare, all'edilizia, al legno, ai servizi, quali i servizi alla persona, estetisti, acconciatori. E contiamo quindi 1500, abbiamo detto, iscritti, abbiamo un comprensorio di 15 comuni e quindi, ripeto, i nostri 50 addetti dipendenti e collaboratori della Confartigianato riescono a soddisfare a 360 gradi tutte le esigenze della categoria. Quindi la nostra associazione, da piccola associazione di categoria autonoma che si confrontava con le istituzioni locali, adesso è una grossa associazione di categoria. Questo logo di Confartigianato rappresenta a livello nazionale la più numerosa, diciamo, in termini di iscritti, associazione di categoria del settore artigiano. Bene, siamo in un momento di crisi, signora Celot. Le vostre imprese artigiane come rispondono a questa crisi? Diciamo, speriamo di esserne fuori, anche se i segnali non lo fanno proprio pensare. Io parlo per quanto riguarda il mio settore, cioè la gestione del personale delle aziende artigiane, delle aziende mie iscritte. Sì, c'è stata una ripresa in termini di assunzioni, ma io do una lettura che siano legate più che altro agli incentivi che sono stati dati con la legge di stabilità, nelle quali le aziende possono assumere a tempo indeterminato e per 3 anni avere, diciamo, delle agevolazioni contributive che sono abbastanza consistenti. In che percentuale? Ma non si pagano i contributi, abbiamo la possibilità per 3 anni, stabilizzando un rapporto che precedentemente era praticamente, non poteva non esserci, nel senso che avevamo dipendenti disoccupati, inoccupati o provenienti da contratti a tempo determinato, facendo loro un'assunzione a tempo indeterminato. Per 3 anni non si ha il pagamento dei contributi a carico del dipendente e nell'ordine, diciamo, massimo di 8.060 euro all'anno. Che mi pare anche un buon risparmio, sì, direi. Sicuramente. Comunque la situazione economica generale è stabilizzata, c'è qualche segnale di ripresa.
Secondo lei i settori più colpiti quali sono? Ma io dico l'edilizia e il suo indotto il legno. C'è stata un'inflessione di richieste sicuramente delle costruzioni abitative dovute alla mancanza di canali di finanziamento da parte di istituti di credito che hanno bloccato l'erogazione di mutui, specialmente nelle prime case. Inoltre la precarietà lavorativa è andata espandendosi in questi ultimi anni, ha portato a una previsione pessimistica sugli investimenti immobiliari. Parliamo ora un po', a livello nazionale c'è qualche iniziativa a sostegno degli artigiani? C'è qualcosa? Ma a livello nazionale, a livello legislativo, Confartigianato sia a livello nazionale che a livello regionale in questi anni è stata impegnata come attrice nei principali, direi, nei tavoli di discussione per gli ammortizzatori sociali che hanno permesso in questi anni di crisi a traghettare le nostre aziende da questa. Abbiamo ben 7 anni di cassa integrazione in deroga e questa cassa integrazione, questo ammortizzatore ha permesso di mantenere nel proprio organico le professionalità presenti nelle maestranze e quindi di non perdere anni di investimento in termini di ore di apprendimento e di formazione continua. Signora Celot, quali sono i requisiti fondamentali per diventare un'impresa artigiana? I requisiti fondamentali sono elencati nella legge 443 dell'85 in alcuni settori quali l'autotrasporto, l'impiantistica, i servizi alla persona, gli autoriparatori e imprese di polizia sono state emanate delle leggi regionali, dei decreti ministeriali che normano nello specifico determinate credenziali tecnico-professionali che in mancanza delle quali non si può avviare l'attività. Nel caso dell'attività artigianale venga esercitata sotto forma di società, questo la maggioranza di soci deve prestare la propria attività professionale in questa. Parliamo di società di persone quali SNC, SAS, società di cooperative, consorzi, società consortili, società in responsabilità limitata, unipersonale o pluripersonale. Poi se ci si avvale di collaboratori, dipendenti, anche qui abbiamo dei limiti numerici che sono legati alle modalità di svolgimento del ciclo lavorativo. Se questo è in serie o non in serie, oppure se è tradizionale. Se l'attività artigiana non è in serie, abbiamo la possibilità di avere dentro nel nostro organico 9 addetti e con un massimo 5 apprendisti. Se questa invece non è in serie, 18 addetti con un massimo di 9 apprendisti, se questa invece è un'attività artistico tradizionale, 32 addetti. Poi abbiamo un ulteriore limite per le aziende del trasporto e dell'edilizia, dove nel trasporto abbiamo 8 addetti e nell'edilizia 10. Per aprire un'attività artigianale comunque è necessario essere iscritti alla partita IVA e questo lo si fa presso l'Agenzia delle Entrate. Poi successivamente all'albo imprese artigiane e questo viene fatto presso le Camere di Commercio. Passo successivo è l'iscrizione all'assicurazione INAIL, che questa è obbligatoria sia per l'imprenditore artigiano, per i suoi soci, per i collaboratori dipendenti. Alcune attività artigiane sono soggette anche alla SCIA, che è praticamente una segnalazione certificata fatta al registro delle imprese. Però con la legge del 2007, la numero 40, tutte queste comunicazioni si possono risolvere con un'unica sola informazione data nel portale delle Camere di Commercio con il programma Comunica. E che costo ha tutto questo? Lei lo sa, se ne occupa di questo oppure no? No, personalmente non mi occuperò, naturalmente per le varie informazioni vi rivolgete a Confartigianato e qui sicuramente avrete le giuste risposte. Signora Celot, è stato un piacere averla nei nostri studi, abbiamo sviscerato parecchie questioni, penso che abbiamo soddisfatto parecchie domande che si fanno i nostri ascoltatori. Posso permettermi di fare un augurio mio personale? Certo che sì. Mi auguro che la Confartigianato Conegliano riesca a dare un messaggio a chi la conosce o potrà conoscerla di trasparenza e di consapevolezza di esserci nel territorio. Benissimo, signora Celot.
Non ci rimane che salutare la signora Celot, un saluto a tutti gli ascoltatori e alla prossima rubrica Incontriamoci con